Ce lo prepariamo un po' di pancarré sfizioso per stasera, che dite? Questo è il ripieno con ragù alla bolognese, mozzarella e parmigiano grattugiato. Ma wow. Wow. Li dobbiamo fare. Andiamo, andiamo. Se correte il pancarré, io prendo questo qua così, ma voi potete prendere anche quello là con il contorno e poi ce lo togliete come preferite. Poi ce lo stendiamo un po' così. Va bene così. Io ho preso un uovo, ci ho messo, per le dosi fate voi, io ho preso un uovo, formaggio, pepe e un po' di sale. Penso di aver messo il sale, ma non mi ricordo, però poi mettetecelo un po'. Ecco qua. Poi ho messo pangrattato e formaggio. E io avevo preparato, vi faccio vedere, io avevo preparato un po' di bolognese, ho fatto i maccheroni oggi. Questo qua l'ho lasciato apposta per questi qua, l'ho fatto anche raffreddare. Io ci ho messo un po' di mozzarella tritata, ma voi ci potete mettere qualsiasi tipo di formaggio. Ci mettiamo il nostro ragù, un po' di formaggio grattugiato e un altro po' di mozzarella già tritata. Così. E poi ecco qua, chiudiamo con una forchetta. Io me li preparo tutti e torno. Passiamo prima un po' nella farina, così, poi nell'uovo e poi nel pangrattato. Se vi va fate la doppia panatura, come preferite. Ecco qua. Eccoli qua, li ho impanati tutti. Olio per friggere, olio di girasole, olio che preferite. Li potete fare anche in friggitrice oppure in forno. Però io ho il forno occupato e la friggitrice un po' a deposito, quindi li facciamo fritti. Li giriamo una sola volta, non li facciamo stressare. Eccoli pronti, provate.